Buongiorno, sono Maria Grazia Gagliardi di Best Venice Guide. Come tutti anch'io resto a casa in questi giorni, però sono fortunata perché ho una piccola altana. Sapete cosa sono le altane? Sono quelle piccole leggere terrazze che caratterizzano da secoli gli edifici di Venezia. Da qui ho una vista spettacolare, 360 gradi. Vorrei mostrarvi un po' quello che vedo anch'io. Per esempio qui a mia sinistra ho l'Arsenale di Venezia con le due torri, l'ingresso principale, e da qui posso sbirciare dentro anche la Darsena nuova, quella del XIV secolo, e sullo sfondo c'è il campanile di San Pietro di Castello, tutto bianco in pietra d'Istria. Un pochino più sulla sinistra abbiamo la Torre Nuova, d'epoca napoleonica, e poi dietro si apre la laguna. L'Arsenale è ancora una zona militare, ma è immensa. Si apre la laguna verso Sant'Erasmo, verso Burano. Alle mie spalle vedete San Francesco della Vigna con il campanile alto e svettante. Pensate che questo campanile aveva le finestre murate perché nessuno potesse sbirciare dentro l'Arsenale, in quanto appunto era zona militare. Proseguendo sulla destra abbiamo qui tutti un seguito di campanili, un'infilata di campanili, di cupole, fino ad arrivare al campanile di San Marco, le sue 5 cupole della chiesa. Proseguiamo ancora, riusciamo a vedere perfino la chiesa della Salute e la chiesa di San Giorgio, in pieno bacino San Marco. E dietro San Giorgio si apre la laguna fino al Lido, il Lido che chiude la laguna dal mare. E ritorniamo alle due torri dell'Arsenale. Vi volevo far osservare che a fianco alla bandiera italiana c'è una piccola bandierina blu, non è quella della Comunità Europea, è la bandierina che ci avvisa che l'ammiraglio è in sede, quindi anche lui resta a casa. Quando potremo scendere in strada vi aspetto per visitare tutto questo insieme. Arrivederci.